Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima. La terra come geografia da salvare. Nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda questo spazio informativo del pomeriggio, gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Oggi in regione su 5.407 tamponi molecolari sono stati rilevati 482 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,91%, 7.696 test rapidi antigenici, dei quali sono stati rilevati 796 casi, pari al 10,34%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 129. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 13 persone. Cambiamo completamente argomento, parliamo di un disservizio in corso per quanto riguarda la rete informatica di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana, che sono stati rilevati elementi che potrebbero ricondurre a fenomeni legati a un'infezione da CryptoLocker. Sono in corso le attività di verifica sulla rete. In via precauzionale sono state disattivate alcune utenze dei sistemi di vendita fisici di Trenitalia, chiaramente disagi disagi per gli utenti della rete ferroviaria. Sono già riservati per profughi LGBT in fuga dall'Ucraina, in guerra 3 dei 12 posti di Villa Carrà, una nuova casa rifugio per persone LGBT, più vittime di discriminazione e violenza, attiva in provincia di Udine dal 15 febbraio scorso, è presentata oggi, primo servizio nel suo genere in regione e nel nord-est. Finanziata dall'UNAR, la struttura di accoglienza temporanea, progettata da Oikos, Onlus e Arcigay Friuli, riunite in un'associazione temporanea di scopo, sarà gestita da un'equipe multidisciplinare e ha l'obiettivo di dare riparo e restituire autonomia alle persone accolte. E ora ci trasferiamo a Codroipo con il prossimo servizio. Governatore Fedriga, oggi si è parlato della cittadella della salute che di fatto servirà tutto il Medio Friuli e sorgerà qui a Codroipo. Sì, un investimento importante dal punto di vista infrastrutturale, ma non solo, anche dal punto di vista organizzativo, ovviamente di personale. È un progetto, è una progettualità che andrà avanti da qui ai prossimi anni, sia. Ecco, torniamo un attimo in studio, c'è stato un piccolo problema tecnico sul servizio, vediamo se possiamo riproporlo. Governatore Fedriga, oggi si è parlato della cittadella della salute che di fatto servirà tutto il Medio Friuli e sorgerà qui a Codroipo. Sì, un investimento importante dal punto di vista infrastrutturale, ma non solo, anche dal punto di vista organizzativo, ovviamente di personale. È un progetto, è una progettualità che andrà avanti da qui ai prossimi anni, sia per quanto riguarda le risorse che sono state destinate alla nostra regione con il PNRR, ma soprattutto con le regioni che la stessa regione ha messo a disposizione per potenziare la medicina del territorio. Su questo sarà fondamentale l'alleanza con le istituzioni e quindi l'incontro fatto con i comuni è fondamentale, e ovviamente la partecipazione e il protagonismo dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, che all'interno proprio e nel territorio e anche di queste strutture dovrà integrarsi con tutto il mondo di specialisti, così da fornire un servizio il più efficiente possibile, il più vicino possibile ai cittadini. Sicuramente gli investimenti sono tanti, come mai era successo? Sono fondi della Regione, fondi dello Stato, ma oggi il primo problema che abbiamo sono le disponibilità delle competenze professionali, che le regioni da sole non possono risolverle, bisogna riuscire con lo Stato a modificare tutti i processi di accesso, abilitazione, formazione alla professione, modificando anche il rapporto con l'università, e quella è la vera sfida. E in questo contesto però c'è un breve periodo da gestire che ha bisogno di regole nuove nel reclutamento, nell'abilitazione professionale, nell'utilizzo degli specializzandi e nella revisione del rapporto tra la medicina generale e la sanità pubblica, che è un altro pilastro importante di un sistema che la pandemia ha dimostrato deve guardare più al territorio e all'ospedale nei casi di maggiore criticità. Se noi prendiamo l'ultimo anno della legislatura di Tondo, quello della Serracchiani e quello di Federica, complessivamente gli investimenti
stanziati sono 1 miliardo e 355 milioni. La legislatura Serracchiani ne ha investiti 212 e quella di Fedriga 750. E con questo è tutto, termina qui questa edizione flash del nostro audio video giornale. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Dal 30 marzo al 3 aprile la quarta edizione del Festival Monfalcone Geografie. 5 giorni e una notte con incontri, lezioni, passeggiate e tante iniziative per comunicare il valore della geografia, per indagare luoghi di oggi e luoghi della storia, paesaggi fisici e dell'anima, la terra come geografia da salvare, nel Geo Village di Piazza della Repubblica e in molte sedi di Monfalcone.